Buonasera a tutti amici di Valdo TV, ci troviamo anticipatamente presenti questa serata di una puntata rispetto alla tradizionale situazione legata alla settimana in cui andiamo solitamente in onda di lunedì sera, è proprio a causa degli eventi meteorologici che ci impongono di segnalare tutti voi e di apportare quindi all'attenzione di tutta l'utenza che ci segue. E ovviamente tendiamo a occuparci della situazione meteorologica da casa, proprio perché la situazione legata all'epidemia, quindi al decreto legge in corso, ci impone delle restrizioni che ci portano proprio a occuparci direttamente di questo, quindi a perseguire alcune regole che ovviamente sono fondamentali anche per il contenimento del virus. Ora diamo subito uno sguardo a ciò che mi sussegue relativo alla cartina prevista per quanto riguarda la giornata di domani, la giornata di lunedì 28 dicembre 2020, partendo di consueto dalla situazione previsionale attesa in mattinata. Come ben notiamo, la situazione vede un tempo diffusamente perturbato, specie nella prima parte della giornata, associato a precipitazioni diffuse a tratti estese, specialmente sulle prealpi, ma comunque anche sulle Dolomiti, quantitativi di neve particolarmente significativi che interesseranno un po' tutta la provincia di Belluno e inizialmente anche la Pedemontana, quando proprio sulla Pedemontana trevigiana ci attendiamo delle precipitazioni anche con alcuni centimetri di neve prevista al suolo, mentre per quanto riguarda i fondovalle prealpini, il settore quindi del Feltrino e della Valbelluna, ci attendiamo diversi centimetri di neve pari a 20-30 centimetri, localmente anche superiori in alcune zone particolarmente esposte al flusso da est-nord-est, quindi parliamo con maggiore riferimento alla zona di Feltre, Arsier, Lamun e Fonzaso. Una situazione di stampo tipicamente invernale che è legata proprio ad un cuscinetto di aria fredda presente al suolo, lo stiamo assolutamente percependo anche proprio a livello regionale, come in questo momento la prevalenza dei cieli sereni favoriscono anche l'irraggiamento notturno, quindi delle temperature insolitamente basse e diffusamente sotto lo zero anche proprio in questa fase che ci anticipa il peggioramento atteso proprio dalla nottata e dal primo mattino di domani. Avremo proprio dalla nottata l'estinzione delle prime precipitazioni da ovest, quindi ad iniziare da Prealpi e Pedemontana, e poi, come dicevo, la mattinata vedrà proprio un incremento ulteriore della perturbabilità. Passiamo ora alla situazione per quanto riguarda il pomeriggio, sempre di domani. Ecco, vediamo chiaramente anche dai nostri simboli grafici come proseguirà la fase di tempo perturbato, anche se la vezione sciroccale che determina un parziale aumento delle temperature, specie sulla costa e sulla pianura, tenderà ulteriormente a richiamare un rialzo delle temperature che potrebbe comunque essere contenuto nei settori dolomitici e prealpini, e parzialmente invece più diciamo sensibile sulla pedemontana, specie per quanto riguarda i settori esposti alla pianura. Ci attendiamo inizialmente ancora delle precipitazioni a prevalente carattere nevoso fino nei fondovalle prealpini, anche se la fase cruciale del maltempo sembra essere legata proprio al mattino fino alle ore centrali, primo pomeriggio. Poi proprio nel pomeriggio avremo un inizio di attenuazione della fenomenologia a partire da sud-ovest, quindi tra Veronese e Vicentino avremo un parziale diradamento dei fenomeni, quando da diffusi estesi diverranno locali al più sparsi. E come dicevamo, la pedemontana esposta alla pianura vedrà una prevalenza di passaggio di fenomeni sotto forma di neve o pioggia mista neve a pioggia o pioggia mista neve, proprio per l'avvenuto rialzo termico in concomitanza del richiamo più mite e umido dai quadranti
meridionali. Le temperature domani sono previste in rialzo per quanto riguarda i valori diurni, specialmente sulla costa e nel vicino entroterra, mentre non varieranno significativamente altrove, salvo un ulteriore leggero calo per quanto riguarda le aree pedemontane e i settori delle Dolomiti e delle Prealpi, mentre le minime subiranno un leggero rialzo anche per effetto dell'incremento progressivo e graduale della nuvolosità, e quindi ci aspettiamo una ridotta escursione termica giornaliera proprio per quanto riguarda la giornata di domani, e anche la situazione sotto l'aspetto termico vedrà proprio diciamo un'escursione termica assai limitata, e quindi come detto diciamo che la situazione è legata tipicamente a condizioni di stampo invernale. Vedo un commento da parte di Francesco: in settimana a neve o pioggia. Ovviamente occorre fare una differenziazione tra settori e settori, perché questo lo ribadiamo, dipende ovviamente da dove tu ci fai pervenire questa segnalazione, perché se ti trovi in area pianeggiante ovviamente non sarà più possibile vedere la neve al di fuori di domani, quindi della giornata di lunedì, mentre se ovviamente ti trovi nei settori montani o anche i settori diciamo di fondovalle prealpini, potremo avere un'occasione anche per quanto riguarda martedì, anche se ci torneremo per quanto riguarda più il dettaglio a tra poco. Vedo un altro commento, Germano, ti ringraziamo per i complimenti. Guero quanto previsto. Beh, allora, diciamo che la situazione di quantitativi di accumuli nivometrici per quanto riguarda le singole località sono comunque molto difficili da prevedere, in quanto i fattori locali del territorio favoriscono diciamo una certa incertezza sempre e comunque nel stabilire accumuli di neve o di pioggia previsti come quantitativi, e anche ovviamente alcune aree avranno una differenziazione tra i settori diciamo più predisposti al mantenimento della colonna d'aria, quindi alla prosecuzione di una precipitazione nevosa, rispetto a altri settori in cui magari sono più aperti, esposti al flusso umido e mite meridionale, dove ovviamente subentrerà la pioggia. Possiamo assolutamente ben dire che i settori di pianura avranno degli accumuli generalmente modesti, specialmente nell'area centro-meridionale della regione, mentre nei settori più settentrionali, e specialmente in corrispondenza della pedemontana, prima dell'intervento delle precipitazioni piovose, potremo avere chiaramente degli apporti di neve anche di circa 3-10 centimetri. Sul basso feltrino, comunque indicativamente, in modo approssimativo, ci tengo a precisarlo, potremo avere degli accumuli di circa 15-20 centimetri, localmente anche di più. Accumuli ulteriormente più considerevoli li potremo appunto trovare, osservare proprio in Valbelluna e nel Feltrino. Passiamo ora alla situazione prevista per quanto riguarda la giornata di martedì 29 come tendenza. Una situazione ancora improntata ad un tempo spiccatamente instabile, qualche schiarita all'inizio giornata non sarà da escludere, specie sulla pianura, ma la prevalenza di nuvolosità sarà sicuramente una caratteristica che andrà a essere presente un po' per tutta la giornata, con cieli spesso nuvolosi o molto nuvolosi. Vediamo ancora la possibilità di precipitazioni comunque meno significative indubbiamente rispetto al lunedì, ma ancora con la possibilità di nevicate fino a bassa quota. Quindi inizialmente, specialmente qualora i fenomeni risultino prematuri, quindi presenti già proprio nella prima fase di giornata, potrebbe esserci ancora occasione per avere qualche fiocco di neve fino nei fondovalle prealpini, quindi tra la Valbelluna e il Feltrino, e localmente anche, non lo escludiamo, nel basso Feltrino, mentre per quanto riguarda la pedemontana, trevigiana e quindi tutti i settori indicativamente esposti alla pianura, avremo una prevalenza di pioggia o al più pioggia mista a neve. Vedo un altro commento da parte di Nicoletta. Grazie per l'apprezzamento che dimostri.
Per quanto riguarda la ventilazione, ecco, bravissima, hai sicuramente citato un aspetto importante. La ventilazione per quanto riguarda la giornata di domani sarà piuttosto significativa, specialmente in quota, specie nella prima parte della giornata, quando avremo la rotazione del flusso dai quadranti sud-occidentali a quelli sud-sud-orientali, però poi nel corso della giornata in quota avremo anche una progressiva attenuazione di questa ventilazione, mentre nei bassi strati atmosferici, quindi nelle valli, in pianura e più particolarmente sulla costa, avremo una situazione che sarà determinata da rientro di scirocco anche a tratti sostenuto dai quadranti orientali o nord-orientali, perché appunto la situazione orografica del territorio, la localizzazione anche della nostra area, della nostra regione, permette questo tipo di rientro dai quadranti sciroccali. Vedo un altro commento. Ehm, per quanto riguarda Treviso, allora nella prima fase avremo probabilmente un po' di neve, specialmente questa notte fino alla prima parte della giornata di domani. Poi Treviso è in una zona particolarmente esposta al flusso scirocale, quindi molto, diciamo, in grado di subire un rimescolamento della colonna d'aria, quindi probabilmente, anzi con tutta probabilità, avremo proprio il successivo passaggio a precipitazioni poi piovose. Vedo un altro commento. Per quanto riguarda Valdobbiadene, ripeto, non intendo fare diciamo dei quantitativi di neve precisamente da una località all'altra, perché ci sono molte componenti variabili che potranno influire legate proprio all'orografia del territorio. Diciamo che comunque l'Alto Trevigiano, quindi i settori di Pedemontana dove appartengono anche la zona di Valdobbiadene, potrebbero vedere dei discreti accumuli di neve, quindi generalmente approssimativamente variabili tra i 3 e i 10 centimetri. Poi chiaramente ci saranno dei settori in cui potrebbe capitare che accada qualche centimetro di neve in più, e quindi di conseguenza diciamo essere un po' più fortunato, fra virgolette, per coloro che amano appunto questo tipo di fenomeno. Bene, e con questo io ho concluso. Prima però di lasciarvi e quindi di darvi appuntamento al prossimo aggiornamento, volevo dare una panoramica, un risalto anche alla pagina Facebook Meteo Basso Feltrino e Pedemontana Veneta, il gruppo Facebook dove ho l'onore di presiedere proprio come capogruppo, e quindi colgo anche l'occasione per ringraziare tutti i miei collaboratori. E come avrete sicuramente notato, è stato pubblicato proprio l'aggiornamento meteo circa le ore 16 del pomeriggio, con un bollettino molto dettagliato per quanto possa essere possibile, ovviamente una previsione di nevicate che interessano la nostra regione. Quindi avrete modo di leggere, consultare le informazioni che sono state appunto pubblicate e trasmesse, in modo anche da rendere il più possibile una indicazione per quanto riguarda le nevicate e l'approssimazione anche di eventuali accumuli al suolo, che chiaramente possono anche destabilizzare tutti coloro che possono trovarsi chiaramente a doversi spostare attraverso l'auto o altri mezzi per magari raggiungere il luogo di lavoro, che ovviamente è chiaramente importante, specialmente in questi periodi. Se non ci sono altre domande, io concludo la diretta. Vi ringrazio per la collaborazione, per la cortese attenzione, e vi do appuntamento al prossimo approfondimento. Da Riccardo Mazzocco è davvero tutto. Una buona serata a tutti. Grazie, arrivederci.